Lì quando che ero giovane, mio padre mi diceva, gusto vedere il mondo nuovo, o gusto che te dagano soldi. Mi taccavo i soldi, trovai che ne vivi un po' chi passa così, a palare di butta via, a palare. Questa mattina abbiamo aperto ufficialmente, formalmente, l'Enoteca regionale del Veneto. In questa sede presso il Palazzo della Mostra a Pramaggiore. L'Enoteca resterà aperta tutto il periodo estivo fino all'autunno inoltrato ed è aperta a visite da parte dei turisti, alla organizzazione di pullman dalle spiagge all'entroterra ed è aperta alle degustazioni continue tutti i giorni, sabato e domenica escluso. L'Enoteca in questa occasione abbiamo anche assegnato alcuni premi ai viticoltori veneti, in particolare a quelli che hanno avuto il più alto punteggio ai concorsi enologici nazionali che qui si tengono a Pramaggiore da ormai 48 anni nel mese di marzo. Ci sono 4 vini premiati, un bianco, un rosso, un rosato e uno spumante che hanno avuto appunto il più alto punteggio. La occasione è anche di apertura della manifestazione Cantine Aperte, per cui si parte da Pramaggiore e si va poi alla conoscenza del territorio a visitare varie cantine che hanno dato la ospitalità. Questa manifestazione di Cantine Aperte è davvero un momento importante per far vedere la crescita del prodotto vinicolo di quest'area, di Lison Pramaggiore, organizzata dal sistema del Proloco, dalla Mostra dei Vini Pramaggiore, con il sostegno della Regione e della Provincia. Davvero per noi è una soddisfazione vedere molta partecipazione, un tour enogastronomico, quello delle Cantine Aperte, che consente appunto in una sola giornata di vedere questo meraviglioso territorio dell'area del Portogalese, ma anche ovviamente di assaporare questi meravigliosi vini di Lison Pramaggiore che fanno la differenza nella promozione integrata del territorio. Il messaggio importante di Cantine Aperte 2009 che vuol dare la Regione del Veneto è quello della qualità. Vogliamo che tutti coloro che oggi degusteranno nelle nostre cantine il buon vino si rendano conto e capiscano soprattutto l'aspetto qualitativo. Con questi obiettivi Cantine Aperte 2009 per la Regione del Veneto darà questo significato importante. Sempre più dobbiamo capire che il buon bere è dato da un prodotto di qualità. Il prodotto di qualità in Veneto senz'altro lo troviamo in tutte le nostre cantine, perché i nostri produttori ormai con la qualità del prodotto sono all'eccellenza e quindi una buona degustazione per Cantine Aperte 2009. Un vino che presentiamo sempre in questa occasione con particolare soddisfazione è proprio il Raboso, un Raboso giovane, un Raboso fiore denominato, che è un vino particolarmente fresco sia proprio per le sue caratteristiche peculiari anche organolettiche e anche proprio per la stagionalità. Vi invito a richiederlo e a consumarlo proprio per tutta l'estate tra amici in compagnia. Mio papà ha iniziato nel 1962 questa attività e noi figli la stiamo conducendo con grande passione grazie ai suoi insegnamenti e cercando di portare questo prodotto importante per questo territorio nel mondo. In questa giornata dedicata al movimento turismo del vino internazionale è la giornata principale dell'anno
per i visitatori della cantina. Ci teniamo a far vedere dai vigneti e riteniamo questa una giornata importante per far capire quanto lavoro c'è alle spalle, quanta dedizione c'è alle spalle dei bicchieri di vino. Cantine aperte 2009, le Carline ha approfittato di questa occasione, come ormai da molti anni, per presentare i suoi prodotti e aprire le porte a tutti gli ospiti che arrivano a farci visita. Quest'anno fra l'altro molto numerosi che arrivano dalle spiagge, visto la brutta giornata non gli è permesso di andare in spiaggia, e sono arrivati nell'entroterra. Hanno potuto incontrare gente squisita, come lo è tutta la gente del Veneto orientale, incontrare prodotti di grande qualità, di grande gusto, e oggi noi abbiamo dato la possibilità ai nostri ospiti di assaggiare 2 importanti vini, Amicizia, l'uvaggio bianco Chardonnay e Lison, e Uve Lison, che ha preso da pochi giorni un primo premio importante, una medaglia d'oro, al concorso di biodivino fatto in collaborazione con Città del Vino a livello nazionale, che ai primi di giugno verrà consegnato al Campidoglio. Noi qui in queste occasioni facciamo assaggiare tutti i nostri prodotti, se abbiamo prodotti nuovi dell'annata oppure i prodotti che hanno avuto certi risultati, come al Vinitaly quest'anno, oppure alla Fiera di Klagenfurt, alla Mostra Nazionale Vini, dove abbiamo ricevuto delle menzioni e dei premi particolari, e questa è una delle occasioni più adatte a far assaggiare i nostri prodotti. Partecipiamo con molto interesse anche quest'anno a Cantine Aperte 2009, è un'iniziativa che riteniamo molto utile perché ci permette di comunicare con il consumatore, un consumatore che è sempre più attento e interessato a informazioni anche tecniche riguardo al mondo del vino. Siamo grati alla Proloco perché ci dà l'opportunità, come dicevo, di ospitare diverse persone e di far conoscere i nostri prodotti. Cantine Aperte 2009 è ormai un ventennio che il Consorzio delle Proloco organizza per quanto riguarda il nostro territorio questo evento. Diciamo che per chi comprende, per chi capisce l'importanza commerciale dell'evento, sicuramente partecipa a questa iniziativa. Noi da molti anni assieme all'azienda vinicola Bervini collaboriamo per questa giornata e pensiamo che grazie a loro naturalmente, grazie al Consorzio delle Proloco, alla Mostra Nazionale dei Vini, che risulti una giornata interessante per gli appassionati di vino.